Partiamo quindi con la numero 1. La concorrente numero 1 è Francesca. Ha 21 anni ed è di Chioggia. Proseguiamo con la concorrente numero 2, Alice. Alice ha 21 anni ed è di Valli di Chioggia. Ora sul palco la concorrente numero 3, Alice, anche lei. Alice ha 18 anni e viene da Cadoneghe. Proseguiamo con la concorrente numero 4, Beatrice. Beatrice ha 22 anni e viene da Vicenza. Ora si ripresenta la concorrente numero 5, Anna.
e viene da Villanova di Campo San Piero. Concorrente numero 12, Elisa. Elisa ha 18 anni e viene da Solesino. Proseguiamo con la concorrente numero 13, Giorgia. Giorgia ha 19 anni e viene da Padova. Chiamo quindi Giulia, la concorrente numero 14. Giulia ha 19 anni e viene da Altivoli. Concorrente numero 15, Barbara. Barbara ha 23 anni e viene da Jesolo. Sul palco di nuovo per voi Annalisa, la concorrente numero 16. Annalisa ha 18 anni e viene da Ponti sul Mincio. Concorrente numero 17, Valentina. Valentina ha 19 anni e viene da Padova. Quindi concorrente numero 18, Claudia. Claudia ha 18 anni e viene da San Giorgio delle Vertiche. Rivediamo quindi Giada, la concorrente numero 19. Giada ha 26 anni e viene da Vicenza. Chiamo Elena, la concorrente numero 20. Elena ha 21 anni e viene da Montecchio Maggiore. Concorrente numero 21,
1 per voi, Elisama. Elisama ha 20 anni e viene da San Donà di Piave. Ed eccola qui, Anna, la concorrente numero 22, l'ultima candidata. Anna ha 18 anni e viene da Este. Sono davvero bellissime, sono bravissime. Vi assicuro che non è facile stare sul palco. Ragazze, sono quasi pronte dietro le quinte. È stato difficile trovare la vincitrice, c'erano svariati pari merito, però insomma ce l'abbiamo fatta. Benissimo, allora io le chiamerei sul palco per una passerella tutte insieme e poi andremo a scoprire chi sarà Miss Nave del Nero. Prego ragazze. Adesso verranno premiate le prime 6 classificate e tutte e 6 accederanno di diritto alle finali regionali del concorso di Miss Italia. Io chiamerei sul palco a premiare la 6ª classificata Alberto Baesso, che premierà appunto Miss Dermal Institute. Io mi metto qui di lato, ma lei si può mettere nel centro. Miss Dermal Institute è la concorrente numero 20, Elena Paschirotto. Complimenti Elena, complimenti davvero. Andiamo quindi a conoscere la 5ª classificata, Miss Interflora. Premia Mauro Marcato. Buonasera Mauro. Miss Interflora è la concorrente numero 16, Annalisa Roverselli. Complimenti Annalisa, complimenti. Ora premia la 4ª classificata Valerio Borghi.
classificata è la numero 17, Valentina Favaretto. Vi pare? Complimenti Valentina. Miss Rocchetta Bellezza, che verrà premiata da Andrea Motta, di nuovo Gioiellerie Aurora. Vi ricordo di visitare il suo negozio, la sua gioielleria, presente qui in galleria. Grazie mille. Miss Rocchetta Bellezza, seconda classificata, la numero 14, Giulia Pirato di Attimo. Complimenti Giulia. Ed ora le cose si fanno serissime. Il direttore del centro commerciale, grazie davvero per l'ospitalità, per questo bellissimo centro commerciale che premierà Miss Nave de Vero. E io chiamo anche vicino a noi Paola Rizzotti, la responsabile dell'agenzia modashow.it, che è esclusivista del concorso di Miss Italia nella regione Veneto. Grazie Paola che porta la corona di Luna. Un commento sulla serata, Paola. Innanzitutto io chiedo un grande applauso a tutte le ragazze che hanno partecipato, perché sono state tutte bravissime e bellissime, e penso che anche voi vediate e capiate che non è una frase fatta, nel senso che io ho visto che per la giuria non è stato così facile. Poi cos'altro devo dire? Nave de Vero ormai se ne parlava, grazie alla direzione, è una seconda casa per Miss Italia, ha sempre ospitato le selezioni, ha sempre portato bene, questo bisogna dirlo, e poi anche avere la possibilità di questo splendido palco, questo penso che anche le ragazze le emozionava molto, no? Il fatto di questa cosa molto particolare e così atipica. In più, ci tengo a dirlo, stasera c'è stato il battesimo di fuoco della nostra Eleonora, alla quale vorrei che faceste tutti un applauso, nel senso che lei è da anni che fa parte del nostro staff e ha cominciato già a presentare alcune date, però stasera di concerto con tutto il nostro staff e il mio socio abbiamo pensato che era il caso di portarla a Nave de Vero. Secondo me te la sei cavata bene. Molte grazie Paola, il tuo giudizio è sempre fondamentale per me. Bene, vado alle ciance adesso. Grazie a tutti davvero. Ed ora conosciamo la vincitrice. Sì. C'è un piccolo particolare, adesso volevo dirlo, che Aurora, in qualità di rappresentante di Così Luna, ha avuto spazio, ci ha dato la possibilità di ammirare questi splendidi gioielli, regalerà un gioiello alla prima classificata, però io l'ho visto un fuori programma, ci terrei che Loretta Motta salisse sul palco, perché sei tu che devi dare la corona, sei tu, non posso darla io al tuo posto. Poi la signora... Signora, prego, si accomodi sul palco. Anche insieme ad Andrea Motta, non si preoccupi. Venga da queste parti. Sì, è giusto, è un giusto premio che dà alla prima classificata. Prego, si accomodi, non stia timida. Va bene. Allora, io chiamerei anche quindi sul palco Andrea Motta, che appunto consegnerà il gioiello alla prima classificata Miss Nave de Vero. Grazie signora Andrea Motta. Andiamo quindi a conoscere
prima classificata. Classificata Miss Nave de Vero è la concorrente numero 13, Giorgia Mau di Padova. Tutti per essere stati con noi, grazie davvero, grazie mille al Centro